Io ce l'ho con Dio che non si fa sentire perché io ho capito, Dio non c'è, Dio ci fa. Comicità travolgente mescolata a riflessioni dal tono tra il serio e il sarcastico su tematiche di vita quotidiana che coinvolgono gli uomini, pandemia inclusa. Sono questi gli elementi che hanno fatto da sfondo ieri sera allo spettacolo Se non ci pensa Dio, ci penso io, portato in scena in Piazza Indipendenza a San Donà di Piave dal comico e conduttore televisivo Gianni Gnocchi per la rassegna Estiamo 2021 curata da Arteven. Dopo tutti questi disastri causati dalla pandemia, dopo tutte queste brutture, uno giustamente si interroga e vuol capire da Dio che intenzione ha per l'umanità, per la nostra umanità, perché ultimamente Dio si è sembrato un pochino latitante, quindi partendo da questa considerazione uno si fa un po' un rendiconto di quello che si aspettava da Dio e invece non ha mica ottenuto, ovviamente in chiave comica, in chiave semiseria. Ecco. È un lavoro fatto proprio col cuore, nel senso che è una riflessione che va fatta, è chiaro che poi uno la fa nel suo modo, comico, divertente, però è una cosa che colpisce perché dici, cavolo, questo qui si interroga veramente sulle cose che Dio avrebbe potuto fare e probabilmente non si è sentito di fare. E vai a scroco, te costa poco, e vai a scroco, senza pagare. Uno spettacolo che ha voluto portare un po' di leggerezza e allegria al pubblico dopo mesi di restrizioni legate alla pandemia, dove l'artista, nei panni di un capo ufficio alle dipendenze dirette di Dio, si interroga sulle scelte del divino. Chiedo a Dio come mai ha permesso l'invenzione del curling come sport, come è stato possibile che abbia permesso l'invenzione dei cappottini per i cani. Tante piccole cose divertenti che però hanno un fondo di verità. La parte meno comica è che veramente c'è da fare una riflessione sul fatto che con questa pandemia ci siamo tutti un po' incarogniti, un po' cambiati e quindi forse questo spettacolo potrebbe essere quella specie di molla che ti faccia dire ma dai, insomma, cerchiamo di riderci un po' su, cerchiamo di essere meno livorosi, meno arroganti, meno cattivi, perché effettivamente questa pandemia ci ha portato il peggio di noi. Che valore ha per il settore artistico ripartire con gli spettacoli? È un valore inestimabile perché parlo per tutti i tecnici, tutti gli attrezzisti, i tecnici di palco, i registi che hanno passato un anno e mezzo infernale, quindi il valore è già essere qui, cominciare a vedere della gente che vede degli spettacoli è una gioia infinita. Speriamo che continui, il problema è questo, perché il pubblico è tornato, però c'è ancora questo retrogusto di malinconia, di tristezza, io lo sento la sera. Quindi noi torniamo anche con questo, chiamiamola tra virgolette, missione, cioè di poter restituire qualche sorriso alla gente.